Buongiorno da Barricata, spiaggia del Delta, tra l'altro bandiera blu come tutte le spiagge del litorale, da Chioggia fino praticamente qua in Barricata. Tutto si sta predisponendo per una stagione che, perlomeno dalle interviste che facciamo e abbiamo fatto, si preannuncia buona, perlomeno come quella dell'anno scorso, che è partita male, in ogni caso si è risolta con una stagione abbastanza positiva. Questa è la spiaggia più grande del Delta, bella, particolare, e che tra l'altro abbiamo scoperto non essere spiaggia solamente per gli abitanti del posto, ma tantissimi da Vicenza, da Padova, da Treviso, ma anche dei vicini lì di Ferraresi vengono qua perché questa qua è una spiaggia veramente straordinaria. Giuseppe, Cooperativa Giovani Spiagge, che per il terzo anno gestisce il ponte, abbiamo visto anche un chiosco nuovo. Cosa vi aspettate da questa stagione? Tante belle cose, si spera, sì. Soprattutto anche nel tempo. Ecco, stanno facendo dei lavori importanti e potranno aiutare ancora di più la stagione? Certo, stanno rifacendo i litorali. Abbiamo visto che però alcune parti non sono state toccate dalle mareggiate, forse la parte più a sud. Esatto. Tutto questo sarà pronto entro inizio stagione? Sì, certamente prossima settimana finiscono. Caterina, Bagno Sole e Luna, Barricata, cosa vi aspettate da questa stagione? Ci aspettiamo grandi cose, e siamo stati fermi tutto l'inverno a casa a pensare a cosa fare, le novità, a come aiutare i nostri clienti a gestire meglio queste limitazioni della pandemia, e siamo pronti a partire alla grande, insomma. Ecco, stanno facendo i lavori, stanno aggiungendo sabbia in qualche bagno dove mancava. In ogni caso, venerdì, sabato e domenica siete aperti? Certo, sì, siamo aperti. Penso che sarà l'ultima settimana, che durante la settimana saremo chiusi. Crediamo che da sabato al massimo da lunedì cominceremo ad aprire tutti i giorni, quindi ci saremo sempre presenti. Ecco, facendo un bilancio dell'anno scorso, che è stato un anno difficile, vi aspettate qualcosa di più quest'anno o sarebbe sufficiente ripetere le squadre del 2020? Ovviamente noi balneari non siamo mai contenti, cioè non è mai abbastanza, però se dovesse essere come l'anno scorso per noi è già stato un grande successo, perché comunque anche il turismo degli italiani che un po' mancava nelle nostre zone, che magari erano un pochettino più visitate dagli esteri piuttosto che dagli stranieri piuttosto che dagli italiani, questa pandemia ha dato modo proprio anche agli italiani di rivalutare di più le zone che avevano vicino a casa e quindi di darle una seconda possibilità, diciamo. Ecco, cliente di riferimento, oltre a, diciamo, alla gente del posto, i pendolari del posto, da quali altre regioni arrivano? Beh, allora per quanto riguarda il sabato e la domenica abbiamo sì appunto dall'Emilia Romagna e dal Veneto prevalentemente, mentre su magari lunghi periodi abbiamo parecchio anche Piemonte e Lombardia, abbiamo visto anche qualcuno dalla Toscana, e quindi insomma non ci facciamo mancare niente da tutte le parti d'Italia. Stranieri? Stranieri l'anno scorso ne abbiamo visti pochi, solo i più temerari, diciamo quelli che sono sempre venuti qua e quindi sanno che qua è una zona tranquilla, che si potevano fidare a venire anche se c'era, insomma, la pandemia e il tempo di Covid, perché comunque è una zona in cui gli spazi vengono rispettati, e quest'anno ci aspettiamo, insomma, qualcosa di più, perché in tanti clienti degli anni passati ci hanno già contattato dicendoci che all'estero anche loro si stanno vaccinando e quindi credono che per fine agosto e primi di settembre riusciranno a farci visita. Hai visto il Bar Olimpo, come sarà questa stagione? Più o meno come l'anno scorso, insomma, ci stiamo preparando per quanto riguarda la stagione, insomma. Ecco, ufficialmente quando comincerà la stagione? Stanno facendo dei lavori, però la prossima settimana, ma sicuramente intorno ai primi di giugno. L'anno scorso non è stato proprio malissimo, nel senso che avete recuperato. No, al di là della situazione che c'è stata per quanto riguarda il Covid, però insomma abbiamo lavorato discretamente. Quindi fareste la firma di ripetere lo stesso anno. Sì. La vostra clientela di riferimento? Ma la clientela di riferimento abbiamo che arriva da tutte le zone, diciamo. Sì, non solo gente del posto. No, gente del posto che arriva dall'Emilia Romagna, dall'Alto Polesine, insomma, e anche dalla parte di Padova, Vicenza, insomma, Treviso, tanti clienti che arrivano.